In Sicilia, intorno a 6 milioni di anni fa, la temporanea continuità territoriale con l'Africa e con l'Europa ha consentito l'arrivo di popolazioni africane di Apis mellifere che per il successivo isolamento geografico dovuto all'innalzamento del Mediterraneo ha dato origine a tutta una serie di sottospecie, tra le quali, appunto in Sicilia, l'Apis mellifera siciliana dalla Torre. Le sottospecie che, come abbiamo visto, sono una quindicina nel solo bacino del Mediterraneo, differenziate tutte per isolamento geografico. L'ape nostra siciliana, l'Apis mellifera indigena, dal punto di vista biometrico statistico si localizza tra le sottospecie europee Apis mellifera carnica, l'Apis mellifera del nord Europa e l'Apis mellifera ligustica della penisola italiana. Nella vicina Malta si è differenziata l'Apis mellifera rutneri, ecco, mentre in Nord Africa, nella fascia mediterranea del Nord Africa, troviamo un'ape del gruppo africano tropicale che è l'Apis mellifera intermissa. Le caratteristiche morfologiche e soprattutto biologiche sono nettamente differenti, quelle dell'ape siciliana rispetto a quella delle altre api presenti in Italia. Infatti, rispetto alle razze o alle sottospecie europee, l'Apis mellifera siciliana è molto più incline alla sciamatura, produce molte celle reali, dove alleva più regine contemporaneamente, e ovviamente questo determina poi una maggiore tendenza alla sciamatura, e inoltre, similmente a quelle che sono le api africane, quindi l'Apis mellifera intermissa, che è la più vicina, la regina per un certo periodo, prima della partenza dello sciame, prima che avvenga la sciamatura, convive con diverse regine figlie che ancora sono vergini, quindi che non hanno compiuto il volo o i voli nuziali. Questo fenomeno noto come poliginia temporanea stagionale. Ora, uno degli aspetti più interessanti è stato quello di definire l'esatta nomenclatura delle api siciliane. È stato un argomento trattato fin dall'Ottocento, ma che certamente richiedeva una chiarificazione, e infatti proprio per questo l'albo degli allevatori delle api italiane in fase di revisione ha considerato anche questo aspetto. E quindi ripercorrere un po' la storia di questa vicenda zoologica, di nomenclatura zoologica, è interessante. Ora, la presenza in Sicilia di popolazioni di Apis mellifera che erano diverse da quella italiana è stata segnalata per la prima volta da Giovan Battista Grassi, medico, zoologo, botanico, entomologo, accademico italiano, che ha dato contributi importantissimi sia alla medicina che alla zoologia. Ha studiato in particolare la malaria e le varie specie di zanzare che sono in grado di determinare, di veicolare la malattia. Ha studiato molto anche in Sicilia, dove ha soggiornato a lungo, e il Grassi nel 1880 o nel 1881 ha descritto in un saggio di una monografia delle api d'Italia anche le api presenti in Sicilia, però non ne ha definito lo status tassonomico di api siciliane. Nel 1896 il
Della Torre, pubblicato un catalogo degli imenotteri presenti con una descrizione sistematica e con i sinonimi, un'opera imponente nella quale ha inserito per la prima volta il binomio Apis siciliana, facendo riferimento al lavoro del Grassi. E questo lavoro, diciamo, successivamente su questa descrizione e questa denominazione, quando si è definito lo status di Apis mellifera siciliana come sottospecie, è stato assunto a indicare la sottospecie di Apis mellifica, erroneamente indicata dalla Zappi Recordati nel suo volume, nel suo testo di apicoltura del 49. Ma anche il binomio di Apis siciliana è stato usato dal MA e poi è stato utilizzato in maniera più corretta da Engel nel 1999, quando attribuisce lo status di Apis mellifera siciliana. In effetti in Sicilia una maggiore fortuna ha avuto il binomio Apis sicula, dato dal Montagano nel 1911 in una relazione sull'Apis sicula in un convegno di apicoltore. E questo binomio è stato utilizzato, oltre che appunto dallo stesso Montagano in un volume Le api e il miele, anche dalla cara Anita Vecchi nel testo di apicoltura pubblicato nel 1944. Ancora lo Zappi Recordati nel 50, rinnegando quell'appellativo di siciliana, ritorna ad Apis sicula nel testo di apicoltura. E infine il personaggio più autorevole che ha condizionato la nomenclatura è stato il Ruttner, che nel 1988 ha nella sua opera Biogeography and Taxonomy of Honeybee ha indicato le api siciliane come Apis mellifera sicula. Ovviamente per definire lo status tassonomico bisogna fare riferimento alle regole del Codice internazionale di nomenclatura, in base al quale quello che deve essere assegnato, il nome da assegnare a una specie, è il primo che è stato utilizzato. E in effetti nel 1972 il Rossi aveva utilizzato per indicare quella che lui chiamò Calicodoma sicula, cioè quella che per un periodo si è chiamata Calicodoma sicula, ma che ora è una Megachile sicula, specie valida. Il Rossi indicò questo imenottero solitario come Apis sicula e quindi ovviamente il nome Apis sicula non poteva essere utilizzato in quanto nomen preoccupatum per indicare le api presenti in Sicilia. Ovviamente in relazione a quella che è l'importanza ecologica dell'ape indigena di Sicilia, come abbiamo visto è un ponte evoluzionistico tra le sottospecie di api africane ed europee, ed è che una specie che è ben adattata ai climi mediterranei è una sorgente, una fonte di variabilità genetica ormai residua e che va protetta. Nell'Albo nazionale degli allevatori di api italiane, istituito con decreto ministeriale del 1997, il Ministero appunto delle risorse agricole e forestali ha istituito l'Albo degli allevatori di api italiane. Successivamente nel maggio del 99 è stato
modificato il decreto e ovviamente attualmente l'albo si chiama Albo Nazionale degli Allevatori Italiani, che è strutturato in due sezioni che corrispondono alle due sottospecie autoctone del territorio italiano: l'Apis mellifera ligustica, che si trova in Italia, e l'Apis mellifera siciliana, esclusivamente originaria appunto della Sicilia. In effetti in Italia abbiamo visto c'è anche l'Apis mellifera lacarnica, che diciamo entra dalle zone del Friuli Venezia Giulia. Ovviamente per definire gli standard della sottospecie di Apis mellifera siciliana è presente nell'albo una scheda identificativa, e quindi dove è indicato il gruppo geografico di appartenenza, che secondo diciamo, quanto stabilito dal RUT dovrebbe essere Mediterraneo centrale. La distribuzione appunto è esclusivamente presente in Sicilia, e l'allevamento che era legato all'apicoltura di tipo tradizionale. Sono indicate in questo albo, nella sezione, le caratteristiche biologiche e etologiche, il comportamento della specie, che riflettono in parte un adattamento a condizioni ambientali di tipo mediterraneo e subtropicale, ovviamente tenendo conto dei fattori climatici che in Sicilia prevedono un'estate calda e secca. E altro aspetto importante sono il comportamento di difesa contro alcuni predatori, in particolare contro le vespe. In Sicilia la vespa principale era ed è ancora la Vespa orientalis, che è attiva nelle ore più calde del giorno, durante le quali l'ape siciliana, per difendersi, non esce dal nido, quindi limita la sua attività. È un'ape che da un punto di vista del comportamento è abbastanza docile ed è dotata di una buona tenuta del favo, cioè praticamente i favi sono coperti dalle operaie per covare le larve. È una specie che è caratterizzata dal fatto che utilizza in maniera cospicua la propoli, o il propoli che a dir si voglia, che raccoglie dalle gemme di varie piante nella tarda estate e in autunno. Ma un aspetto etologico importante che la differenzia dall'ape italiana è il fatto che le colonie allevano la covata e mantengono la presenza di fughi, quindi di maschi, per tutto l'anno, eccetto in un periodo molto freddo. E in particolare, altro aspetto che abbiamo già indicato, è il fatto che all'epoca della sciamatura ciascuna colonia produce decine di regine contemporaneamente. Nascono molte regine che poi possono andare a determinare delle sciamature ripetute. Quindi questa è una tendenza della nostra ape siciliana, soprattutto che si manifesta soprattutto quando è allevata nelle arnie tradizionali, le arnie costruite con la ferula, come abbiamo visto. Però per definire gli elementi utili per l'iscrizione all'albo si fa ancora riferimento alle caratteristiche morfologiche delle operaie. Quindi il tegumento è di colore scuro, i primi tergiti addominali, quindi la parte addominale, sono completamente bruni, oppure presentano solo qualche macchiolina gialla, ma non presentano mai le bande tipiche dell'Apis mellifera ligustica. I peli del torace e dell'addome sono giallastri. Ecco, praticamente differiscono in questo dal colore dei peli grigi dell'ape mellifera e di altre razze scure, come può essere l'Apis mellifera iberica ed altre. Le dimensioni corporee hanno un range di variazione
simile a quello dell'Apis ligustica, ma generalmente in media il corpo è di dimensioni minori. Ecco, vediamo quali sono, in base a quali elementi è possibile identificare le specie. Vedete, l'indice cubitale sarebbe il rapporto tra due nervature, il colore del secondo tergite, che nell'ape italiana è giallo, ma nell'ape siciliana è di colore nero, il tomentum, quindi la pelosità del quarto e del quinto tergite, e poi ovviamente la lunghezza della ligula, del mento e del permento, quello che si chiama proboscide secondo alcuni. E per definire gli angoli che si trovano, che formano le nervature, si adottano degli schemi che sia nell'ala anteriore che dell'ala posteriore, e quindi si misura la lunghezza dell'ala, si misura la larghezza della fascia tomentosa del quarto tergite e la larghezza della striscia del tomento. Tutti questi parametri sono riassunti in una tabella che ovviamente indica il carattere, la media, il valore medio e poi la deviazione standard. Se si rientra in un determinato range, allora possiamo considerare che quella popolazione è di Apis mellifera siciliana. Attualmente vengono considerati, per individuare la sottospecie di Apis mellifera, quindi compresa anche l'ape siciliana, vengono studiati gli alleloenzimi, e importante è anche, per definire la differenza fra le famiglie, la composizione degli idrocarburi che si trovano nella cera. Le api immagazzinano di tutto, elaborano poi attraverso le ghiandole che si trovano nell'addome la cera con la quale costruiscono i favi, e quindi i idrocarburi sono differenti nell'ambito delle famiglie. Ma anche il tegumento, quindi il corpo delle api operaie, è rivestito da idrocarburi che hanno una composizione diversa. Viene anche considerata la composizione del feromone mandibolare della regina, e quel feromone di dominanza con il quale la regina tiene sotto controllo l'alveare. Ma anche il feromone di allarme. Voi sapete che le api operaie hanno l'ovopositore trasformato in pungiglione, che è in connessione con le ghiandole annesse, che dal momento che non servono per alimentare o per nutrire le uova, sono trasformate in ghiandole, cosiddette ghiandole del veleno. Il colore del corpo abbiamo visto, e poi soprattutto viene studiata a livello genetico la variabilità del DNA, e soprattutto il DNA mitocondriale, che presenta dei segmenti polimorfici, uno dei quali si trova nella regione dei geni che codificano le subunità 1 e 2 della citocromo-ossidasi, e questa variabilità consente di discriminare le sottospecie e di raggrupparle nelle 4 linee evolutive. C'è una linea M che comprende l'Apis mellifera, la A tutte le sottospecie africane, la C le sottospecie dell'Europa orientale e la O le sottospecie del vicino Oriente. Ma diciamo che la presenza di api in Sicilia, la presenza di api diverse da quelle presenti nel continente, è stato fin dall'Ottocento, come dicevamo, oggetto di ampio dibattito, perché già alla fine dell'Ottocento sono state introdotte in Sicilia delle regine di Apis mellifera ligustica, è ritenuta migliore e meglio adatta alla apicoltura intensiva. Questo fenomeno si è poi progressivamente intensificato negli ultimi decenni, parallelamente al notevole sviluppo dell'apicoltura intensiva, e quindi nell'isola in Sicilia sono pervenuti da varie zone non solo d'Italia ma anche da altri paesi sciami e regimi di varia provenienza, che poi ovviamente si sono liberamente incrociati. Si tratta di un'unica specie, quindi le sottospecie
non determinano un isolamento fra le popolazioni, e quindi questo ha compromesso l'integrità genetica delle popolazioni locali, e quindi attualmente, già da qualche anno in Sicilia, prevalgono popolazioni di api ibride, forse meglio sarebbe opportuno chiamarle meticce, che hanno una colorazione scura e i primi tergiti addominali sono completamente bruni o al massimo con qualche macchia gialla. Ma vediamo come Insenga, Giuseppe Insenga, che era il direttore degli Annali di Agricoltura Siciliana, riferisce, ed era anche direttore dell'Istituto Agrario di Castelbuono, riferisce che il signor Bonafede, che era uno dei massimi animatori dell'apicoltura intensiva, delle nuove tecniche che erano state sperimentate in varie parti del mondo e che si tentava di introdurre in Sicilia perché ritenute più produttive, diciamo nel 1870 il signor Bonafede tenne tutta una serie di conferenze nelle quali Insenga poi fece i resoconti nella rivista che dirigeva. Nel 1870 ne fece uno sui learni a fave mobili e gli smielatori meccanici a Palermo, e poi diciamo che si occupò nel corso di una serie di conferenze tenute al Casino delle Arti sulla morfologia e biologia dell'ape, soprattutto per divulgare quella teoria della partenogenesi che aveva formulato di Zerzon, in base alla quale i maschi nascevano appunto da uova non fecondate. In queste conferenze illustrò i vantaggi delle arnie a fave mobili, e poi si fece appunto promotore dell'introduzione in Sicilia dell'ape italiana, perché è più mite e più produttiva rispetto alle altre. E il movimento apistico in Palermo ha introdotto nell'apiario sociale delle regine per avviare questa nuova produzione. Nel corso di queste conferenze il Bonafede, in accordo con quello che erano state le indicazioni del Berlefs, ritiene che l'ape di Sicilia fosse non fosse altro che l'ape ordinaria, la nero-grigia o ape tedesca, quindi l'Apis mellifera. Ma Insenga e anche altri osservano che l'ape indigena fosse diversa da quella delle altre zone d'Italia, certamente siamo perfettamente d'accordo, ma che sia la stessa identica varietà dell'ape ordinaria comune di Germania, abbiamo molto dubbio a crederlo. Ovviamente questa introduzione massiccia di api italiane, di Apis liquustica, ha portato ad un impoverimento del patrimonio apistico siciliano, e certamente negli anni '80 si è pensato come università di presentare un progetto sull'ape nera siciliana a rischio di estinzione con un'ipotesi di salvataggio, ma questo progetto non ha avuto fortuna, perché ritenuto che a Lampedusa si potessero creare problemi al turismo. Ovviamente la tutela dell'ape siciliana è proseguita anche nell'ambito, a parte del nostro istituto, nell'ambito del progetto AMA, Ape, Miele e Ambiente, e poi più recentemente nell'ambito del progetto Ape Slow, che ha messo a confronto le due sottospecie. Questo progetto, che si è concluso nel 2015, mirava alla reintroduzione e conservazione dell'Apis mellifera siciliana, appunto sottospecie a rischio di estinzione, con varie unità di ricerche, e il progetto si mirava tramite un processo graduale limitato dapprima alla Sicilia occidentale, dove
la presenza di colonie erano giudicate idonee per un programma di allevamento in purezza dell'Apis mellifera siciliana e per l'isolamento. Questo progetto si è concluso con la produzione di un notevole numero di regine, quindi sono circa 30.000 le regine di razza di sottospecie mellifera siciliana introdotte, e quindi è stato un primo passo. Riteniamo che sia importante mantenere questa popolazione di Apis mellifera siciliana che, essendo un endemismo, è un unicum nel mondo. Questo è un aspetto molto importante per la salvaguardia della biodiversità.